Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Cross Generation è un esperimento della redazione di Crossing TV, la prima web TV fatta da giovani e più giovani. Siamo ospiti di Radio Città del Capo che potete ascoltare e seguire tutti i giorni all'indirizzo www.radiocittadelcapo.it. Ciao amici di Cross Generation, siamo tornati ancora qui. Questa è la puntata dedicata alla moda e in nostra compagnia abbiamo Greta. Greta, raccontaci un po' di te, nome, cognome e tutto il resto. Ciao, sono Greta Roncarelli, vivo a Bologna. Appunto io faccio moda, nel senso che sono iscritta al secondo anno della Facoltà di Culture Tecniche della Moda, che è la sede a Rimini, e contemporaneamente frequento un corso a Bologna di questo istituto privato professionale, Istituto Carlo Secoli appunto, e dove lì diciamo che imparo tutto ciò che concerne la moda di più pratico. Quindi io sono innamorata del disegno fin da piccola e quindi lì ho frequentato dei corsi di disegno e frequento di stilismo, figurino, quindi imparo come disegnare in maniera tecnica un abito, e poi farò anche un corso legato alla modellistica, cioè significa a come realizzare concretamente quel capo disegnato, diciamo così. Il tuo amore per la moda direi che è assolutamente 360 gradi, però facciamo un passo alla volta. Da dove nasce? Quando nasce la tua passione per la moda? Per la moda verso i 15 anni. Allora, parlando del disegno in generale, ho sempre disegnato fin da piccola. Io mi ricordo che fino dai 3-4 anni, poi tutti i bambini disegnano, però io avevo proprio il mio angolino, il mio tavolino, la mia seggiolina, ho sempre disegnato. Più specificatamente riguardo alla moda verso i 15 anni. Un giorno per caso ho aperto una rivista di moda, ho trovato il disegno di un figurino, l'ho copiato. Mi è piaciuto talmente tanto che da quel momento in poi non ho più disegnato altro che donne vestite, e quindi ho sempre avuto questa passione, però l'ho vissuta sempre come un hobby. Forse perché avendo fatto il classico non mi sentivo forse preparata, non mi sentivo la porta aperta verso qualcosa di creativo. Poi è arrivato l'ultimo anno, per la maturità ho dovuto scegliere cosa fare dopo e ho capito che la scelta di giurisprudenza non corrispondeva affatto a quello che volevo fare. Ero sempre molto indecisa. Arrivata ad agosto, quindi un mese prima della scelta, ho avuto il piacere di conoscere una persona, per caso amico di mio padre, che lavora nel campo della moda. Lui si occupa di trucco e quindi mi ha molto incoraggiato, mi ha chiesto di fargli vedere i disegni che avevo e quindi mi ha dato una speranza. Lui mi ha detto che non bisogna mai rinunciare a quello per cui si è portati, e quindi da lì ho deciso di fare quello, anche grazie al suo carisma, diciamo così. Pentita? Assolutamente no. Senti Greta, Griff sì, Griff no. Griff sì, guarda, è un periodo che sono fissata appunto con alcuni stilisti che hanno appunto proposto per questa primavera-estate una serie di capi molto freschi, pieni di stampe che appunto rimandano all'Oriente, quindi si parla di Corea. E gli stilisti sono Rochat, Dries Van Noten, quindi sono due stilisti che magari non si sentono spesso perché di solito si nomina Valentino, Armani, quindi questi sicuramente, perché appunto nella scelta dei colori rimandano a un'Asia che mi attira molto, anche perché adesso sto preparando una collezione ispirata appunto all'Oriente, quindi sicuramente questi. Griff no. Io per gusti personali magari ti direi no, Dolce & Gabbana, perché adesso non vedo che abbia una linea coerente con quello che fa. L'importante è appunto mantenere una linea, una coerenza. Si parte sempre dalla scelta del mercato. Se tu scegli un preciso settore, un preciso cliente finale, deve essere quello, e quindi la linea stilistica deve essere di un certo tipo. Anche se la società cambia, tu devi cercare di adattare la tua scelta stilistica con i cambiamenti della società. Senti, invece il posto meno fashion della città? Il posto meno fashion? Ma non c'è un luogo in particolare. Io penso il luogo meno fashion quando vedo tutte quelle... Adesso sembrerò un po'... insomma così... Non c'è censura qui. Ok, grande.
Luogo meno fashion, forse Piazza Verdi, potrebbe essere molto più... Però una scritta così lasciata a caso con un numero di telefono, tutte queste scritte un po' senza un aspetto estetico, sembra stupido, però non rovina la città e basta, per cui quando vedo magari i posti rovinati con appunto scritte senza neanche uno spirito di creatività, soltanto per lasciare un segno e rovinare, mi dà fastidio, quindi preferisco magari un bel murales fatto bene, colorato, piuttosto che una scritta nera, uno scarabocchio sul muro, così. Coerenza. Insomma, sempre coerenza, io sono per la coerenza. Senti, invece dove ti rifugi? Ma tendenzialmente a casa, forse perché viaggio tanto in treno, sono sempre Bologna-Rimini, per cui quando torno stanca, sicuramente casa mia, nella mia camera. Forse un luogo in cui sicuramente stacco poi, anche se sempre studio, è la mia sede cara dell'Istituto Carlo Secoli, perché lì il sabato, quelle mie 8 ore, mi dedico a me, mi dedico al mio interesse principale, che è quello del disegno, per cui imparo tecniche nuove di colorazione. Poco tempo fa abbiamo imparato la tecnica degli acquerelli, quindi mi sono tornata bambina a giocare, a bagnare tutto con i colori. No, è stato sicuramente quello un luogo che sicuramente importante per me, per la mia formazione, però è anche un posto dove mi rilasso, mi stacco un po' dal mondo. Greta Roncarelli, se tu fossi un colore. Se io fossi un colore, il verde. Se tu fossi una modella. Agnes Dane. Se tu fossi uno stilista. Se fossi uno stilista, difficile, forse non lo so, forse Armani, perché alla fine mi ritrovo, anche se ho incontrato quello che ho detto prima, il tipo di donna manager mi ha sempre attirato, io mi ci trovo un po' come donna manager, per cui sì, Armani. Se tu fossi un accessorio? Se fossi un accessorio, scarpe. Un paese del mondo? Cuba. Salutiamo Greta Roncarelli, che speriamo di rivedere e risentire presto. Grazie Greta. Grazie a voi. Avete ascoltato Cross Generation, la radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.